Euroregione.news. Settimo Festival del Coraggio, Cervignano del Friuli, dal 16 ottobre. Dopo le anteprime a Pordenone, Udine, Aquileia, Strassoldo e al Teatro Pasolini di Cervignano, torna il festival con tante testimonianze di coraggio, come ci raccontano il direttore artistico Mauro Daltin e Simone Ciprian di Bottega Errante. Un appuntamento che ormai è consolidato in regione e che avrà come tematica di fondo quella del dentro-fuori, della dicotomia interno-esterno. Marco Cavallo è un po' il simbolo e ci saranno ospiti come Alberta Basaglia, come Gino Cecchettin, come Domenico Quirico, come Nada. Sono solo alcuni dei grandi ospiti che si alterneranno e ragioneranno attorno a questa parola magnifica, attualissima e sempre in discussione come quella del coraggio. Quindi appuntamento dal 16 al 20 a Cervignano del Friuli. Desiderosi quindi di iniziare portando avanti il grande entusiasmo dell'anno scorso a questa settima edizione. L'anno scorso è stato un record di presenze, pubblico da tutte le parti della nostra regione e anche fuori, quindi un grandissimo risultato. Sarà un festival che coinvolgerà le nostre scuole e l'assessore dell'istruzione posso solo che essere orgoglioso. Le associazioni della nostra comunità sono fortemente coinvolte già come l'anno scorso, quindi questo è l'elemento principale che porta questo festival a farlo diventare quello che è il Festival di Cervignano. Tanti argomenti trattati, come appena spiegato in rassegna stampa, alcuni di grandissima attualità, importanza anche ovviamente della componente femminile. Auguro buon festival tutto e con l'augurio che tantissimi di voi riuscirete a essere presenti in queste giornate arancioni che contraddistinguono Cervignano. Da Cervignano del Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.